La terra di San Martino al Tagliamento ha origine dalla fede. Nel Medioevo la chiesa era il fulcro della vita civile e il santo titolare del tempio indicava la provenienza del popolo che lo aveva eretto. I Greci, i Longobardi, i Franchi e le razze germaniche succedutesi nel dominio dell'Italia diffusero il culto dei loro santi nazionali. I Carolingi nell'VIII secolo costituiscono la Marca friulana. A questo periodo risale la primitiva cappella dedicata a San Martino, il culto del quale era molto diffuso in Francia. I coloni, portati dalla dominazione franca, costituiscono la villa di San Martino, che entra, intorno al X secolo, sotto la protezione dei patriarchi di Aquileia. Il periodo storico di San Martino comincia però nel XIII secolo. A quel tempo esistevano già un borgo fatto di modeste abitazioni e la chiesa. Per qualche secolo la vita del paese si allinea a quella del feudo e del castello dei Cuccania di Valvasone. Le case dei Di Gemona di Prampero, di Spilimbergo, di Cuccania, d'Arcano erano le più eminenti del patriarcato e avevano l'onore di insediare nella basilica di Aquileia i patriarchi neoeletti. I Di Prampero, inoltre, sedettero tra i castellani nel Parlamento friulano. I Di Prampero avevano possessi a San Martino da tempo immemorabile e nella seconda metà del XVI secolo accrescono questi beni per opera di Marcantonio di Prampero, divenuto ricchissimo esercitando la professione di avvocato, e per opera dell'ecclesiastico Giovanni Francesco di Prampero, insigne umanista. Nel secolo scorso, Ippolito Nievo era spesso ospite di questa famiglia, alla quale era legato da rapporti di amicizia. Con l'arrivo dei veneziani, nel 1420, la terra di San Martino acquista importanza pur restando sotto la giurisdizione di Valvasone. Soltanto verso il 1806 il comune diventa autonomo e nel 1867 assume la denominazione odierna di San Martino al Tagliamento, mentre in antico si chiamava San Martino di Valvasone. I suoi territori comprendono le località di Arzenutto, Saletto e Postoncicco. La popolazione festeggerà nuovamente la riconquistata autonomia il 1 marzo 1947, dopo essere stata frazione di Valvasone per 18 anni. La primitiva parrocchiale di San Martino viene edificata sul posto della preesistente chiesa agli inizi del 1500. Sul muro esterno il Pordenone dipinge, nel 1517, San Cristoforo e, sopra la porta, il Cristo deposto dalla croce, ora perduto. L'affresco presenta alcune screpolature e l'umidità ha distrutto, nella parte bassa, il colore e il disegno, mentre la parte superiore è ancora ben conservata.
L'attuale parrocchiale è stata costruita alla fine del secolo scorso, su progetto dell'ingegnere Cavedalis di Spilimbergo, e consacrata nel 1895. L'edificio è a una navata con abside a semicerchio, in fondo al coro quadrato, e nel suo complesso ha uno stile neoclassico. Sull'altare maggiore risalta la pala di San Martino, della Malteo, datata 1549. Sempre dello stesso autore, la Madonna e i santi Sebastiano e Rocco, eseguiti qualche anno più tardi. Ma nella chiesa sono conservate altre opere, meno note, ma sicuramente di uguale valore artistico. Il battistero in pietra, scolpito da Baldassarre da Meduno, il Cristo in legno del XVI secolo, la Madonna lignea di Pietro di San Vito, la Santissima Trinità del Settecento. Il campanile in stile romanico, di massiccia costruzione, è stato edificato tra il 1495 e il 1502. I mattoni provenivano dalle fornaci di Prodolone e di San Giovanni di Casarsa, mentre la pietra da Meduno. Sembra che sia stato costruito su una torre di guardia che nel Medioevo si innalzavano per la difesa del feudo. Nel XV secolo sorge a San Martino la confraternita dei santi Filippo e Giacomo e con essa in Arzenutto la chiesa omonima, probabilmente ricostruita sulle rovine di un preesistente oratorio. Forse un tempo qui sorgeva l'antico borgo che poi si è trasferito più a nord e di qui doveva passare l'antica strada romana, la via Giulia o Germanica. Nei secoli passati San Filippo e Giacomo era un punto di ritrovo e di ristoro dei pellegrini che scendevano dal nord. La confraternita tenne la gestione del pio luogo fino a quando Napoleone, nel 1807, soppresse tutte le confraternite e ne incamerò i beni. Ampliamenti e modifiche, costruzione dell'abside, del portico e della sagrestia non hanno alterato la semplicità di forme della chiesa armonicamente inserita nella campagna. Un certo stupore prende il visitatore quando attraverso il portico entra nella chiesetta, affrescata in un racconto che avvolge tutte le pareti seppure con modi, mani ed epoche diverse. Ben caratterizzato appare il pittore al quale spetta l'esecuzione dei santi, eseguiti sulla parete sinistra, e del santo vescovo e delle storie di San Giacomo su quella destra. La semplicità delle forme, l'uso di un acceso cromatismo caratterizzano gli affreschi. Più arcaica sembra essere la cultura del pittore, autore della Madonna col Bambino, fra i santi Giovanni Battista e Paolo. L'affresco, eseguito a scopo votivo, lascia supporre un'estrazione provinciale dell'artista. Le due grandi figure dei santi Filippo e Giacomo sono state dipinte da Pietro da San Vito, in concomitanza con l'impegnativa esecuzione del ciclo affrescato sulle pareti dell'abside, nel 1515. In esso, l'artista, oltre a raffigurare le consuete immagini degli evangelisti e dei padri della Chiesa, dei profeti e degli apostoli e dei santi più venerati, esegue l'ampio affresco col giudizio finale, 2 episodi della passione di Cristo e fatti della vita dei 2 santi apostoli titolari. La distribuzione dei soggetti appare estremamente equilibrata e il pittore si mostra capace di un razionale dominio degli spazi piuttosto ampi delle pareti. I dipinti raccontano ad un'umanità sofferente i grandi dolori di Cristo e della Vergine, il trionfo del bene sulle forze del male, per insegnare come nessun dolore della vita debba portare alla disperazione. È quindi un messaggio di speranza che esprime la sofferenza o la consolazione nel progressivo placarsi dei toni, bruni, verdi, ocra, gialli. Gli affreschi che decorano la piccola nicchia, situata sotto il campaniletto della chiesa, vengono comunemente riferiti ad Andrea Bellunello, intorno al 1480.
Il trittico ligneo della Madonna col Bambino viene riferito all'ambito di Domenico da Tolmezzo. Esso era originariamente costituito dal solo corpo centrale, con le 3 statue. A Postoncicco troviamo la chiesetta di Santa Maria, che visitata dai fedeli, soprattutto durante le feste religiose, conserva un affresco rappresentante San Rocco, datato 1512, ed altri di Sant'Anna con Maria Bambina e 4 santi, sicuramente datato attorno al 1460. La chiesetta di Sant'Osvaldo, invece, è stata costruita nel 1684 dai Partenio, patrizi veneti, ed era la cappella gentilizia della villa adiacente, costruita nel 1667, un tempo lussuosa ed affrescata, ed ora adibita ad abitazione colonica. Il panorama artistico sammartinese non si esaurisce col passato. Vive da tanti anni in paese Graziano di Bernardo, pittore di fama internazionale che ama firmare le sue opere col proprio nome, seguito dallo pseudonimo Il Martinese. Questo artista dipinge ad olio e ha avuto riconoscimenti partecipando a diversi concorsi internazionali ed un Oscar per le arti figurative. La sua pittura, molto poetica, parla della nostra terra e delle nostre tradizioni. Una filosofia diversa segna la vita artistica di Luca Infanti, che passando attraverso differenti fasi artistiche ha raccolto consensi in campo nazionale. Le sue opere, ricche di emotività e di vita vissuta, lasciano trapelare una voglia di trasparenza ed un certo ottimismo. Esponente di una pittura metafisica, Silvio Basso, anch'egli di San Martino, è stato segnalato in alcune manifestazioni artistiche. San Martino ha sempre basato la sua economia sul lavoro della terra. Purtroppo la scarsità del reddito spingeva molti ad emigrare. Alcuni troveranno una sistemazione definitiva. Una parte tornerà al paese investendo i propri risparmi nel bene più prezioso, la terra, e la costruzione di una propria casa. Aumentano gli allevamenti, per cui si costituisce, il 19 febbraio 1912, una società per la raccolta e la lavorazione del latte. Chiusa il 31 dicembre 1989, dopo 78 anni di attività, la latteria è ora sede di numerose associazioni, quali gli alpini, i combattenti e reduci, i donatori di sangue, i donatori di organi. Dopo la Prima Guerra Mondiale, il conte Francesco di Prampero dona al paese il fondo per la costruzione di un asilo infantile, quale monumento in ricordo dei caduti in guerra, ora sede della biblioteca comunale. Nel giardino si trova il monumento, scolpito da Graziano di Bernardo, a ricordo delle penne nere del battaglione Gemona della divisione Iulia e dei marinai caduti in seguito all'affondamento della nave Galilea, di ritorno dalla Grecia nella notte del 28 marzo 1942. Vicino è posto il cippo a ricordo dei fanti d'arresto. Quasi di fronte si trova la scuola elementare e materna.
Il boom economico degli anni 60 permetterà alcune trasformazioni sociali e lo sviluppo di nuove attività artigianali. Oggi, nel comune di San Martino al Tagliamento, che conta 1338 abitanti, prospera una dinamica comunità che opera in diversi settori produttivi. L'introduzione di nuova e avanzata tecnologia nell'artigianato e nella piccola industria ha reso possibile alle aziende di essere competitive e di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato. I sammartinesi ricordano con nostalgia la banda cittadina. Nata agli inizi del secolo, allietava il paese con concerti e iniziative folcloristiche. La banda verrà sciolta nel 1957. Un luogo che ha superato l'urto dei tempi moderni è l'osteria, conservando l'antica funzione di ritrovo semplice e familiare. A San Martino non mancano iniziative a carattere ricreativo. Nel 1928 viene costruita la sala parrocchiale, che accoglie gli abitanti più giovani del paese. Molte sono le associazioni sportive che organizzano gare o incontri per divertirsi facendo un po' di moto, usufruendo di spazi che il comune mette a loro disposizione. Il gioco delle bocce ha sempre avuto in paese un numeroso seguito. È uno sport che vede giovani e anziani gareggiare ogni domenica, specialmente nelle lunghe serate del periodo estivo. Ma in paese sono molte le persone che si dedicano, oltre che allo sport, ad iniziative benefiche, promuovendo manifestazioni il cui ricavato va a sostenere le attività di enti sociali e di ricerca scientifica.
A tanto impegno corrisponde anche tanto divertimento e le occasioni per stare insieme non mancano. Magari mentre si cerca di indovinare cosa ci riserva il futuro, tenendo in mano un buon bicchiere di brulé, proprio come ci hanno insegnato i nostri avi.